Quarta corsa è un impegno per cavalli anziani di categoria G. Sono in 12 al via, 2 file complete. L'1 Vento da Barco, 2 Zebur Isaia TRGF, 3 Pensiero Adri, 4 Venusia Jet, 5 Sharif Dei Rum, 6 Titus. In seconda fila 7 Zarca Vance, 8 Plitvice Daghi, 9 Vilma G, 10 Aglio P, 11 Uragano Pit, 12 Naldo Benalla. Favorito è Sharif Dei Rum con Filippo Monti con la quota intorno alla pari. L'avversario dichiarato Zebu Risaia TRGF nei confronti di Vilma G, gli altri sopra la doppia cifra. Autostar che entra addirittura, si ritrae dal 6 Titus ed è Sharif Dei Rum a cercare di andare subito al comando nei confronti di Pensiero Adri, che parte forte e rimane in seconda posizione. Terza la corda è Zebu Risaia TRGF a precedere Vilma G, mentre prova ad avanzare all'esterno subito Titus, mentre ha sbagliato Zarca Vance nelle retrovie, 11, così come Uragano Pit e Naldo Benal. 15 per i primi 200 metri di corsa, Sharif Dei Rum in vantaggio nei confronti di Pensiero Adri, al largo Titus, in pariglia Vilma G, terzo alla corda è Zebu Risaia TRGF. Il primo quarto di gara andato via in 30 e mezzo, decelera in maniera sensibile Filippo Monti all'avanguardia, cerca ovviamente di ridurre il tutto a una volata con Titus che per il momento all'esterno non fa male. La pariglia al largo è quella di Vilma G, a precedere ancora il 10 di Aglio P, mentre cerca di prendere la quarta pariglia al largo Venusia Jet. Davanti alle tribune Sharif Dei Rum continua in controllo nei confronti di Titus. Pensiero Adri chiuso lungo i birilli avanti a Zebu Risaia TRGF. In pariglia 11, sempre Vilma G e Aglio P. Questi quelli nel vivo della corsa, gli altri più indietro. Dopo il mezzo miglio passato in 1:2:2 si va a completare il primo chilometro in 1:18 spaccato. Sharif Dei Rum che guida nei confronti di Pensiero Adri, Titus proteso al largo sin dal primo metro. In pariglia esterna Vilma G, ancora Aglio P, chiuso lungo i birilli è Zebu Risaia TRGF alla ricerca disperata di un varco per poter correre. 14:9 la dritta di là e Sharif Dei Rum continua ad ammucchiarli tutti sull'ultima curva, non viene nessuno in terza ruota. Titus prova ora a farsi minaccioso al largo, lungo la corda c'è sempre Pensiero Adri avanti a Zebu Risaia TRGF, viene in mezzo alla pista Aglio P, la retta arrivo con Sharif Dei Rum in vantaggio, prova ad andare di dentro Pensiero Adri, Sharif che si difende, Pensiero che insiste, a centropista lo scatto di Zebu Risaia TRGF, Sharif Dei Rum in vantaggio, arriva Zebu Risaia, Sharif che si difende nei confronti di Zebu. Al terzo Pensiero Adri, 32 la chiusa, 1:16:7 il ragguaglio cronometrico, il coast to coast per Filippo Monti e Sharif Dei Rum. Il training da programma di Sabina Breccia, i colori del signor Franco Tonelli. Si è difeso all'avanguardia nonostante una retta d'arrivo un po' in apnea, ma Zebu Risaia TRGF ha trovato troppo tardi l'aria per poter correre e finisce in spinta al secondo. Al terzo Pensiero Adri, 5:2:3 l'ordine d'arrivo in numeri della quarta da Cesena.